Oggi avevamo una sala piena e un racconto di persone che hanno vissuto una battaglia importante, quella che ha portato all'istituzione dei consultori in questo paese, e oggi hanno raccontato che bisogna continuare a mantenere questo diritto che negli anni è stato, messo in crisi, messo a repentaglio. Perché? Perché un consultorio è un presidio socio-sanitario pubblico, deve essere accessibile, aperto e per questo va finanziato e sostenuto da fondi pubblici. Se questi fondi diminuiscono è ovvio che un servizio come questo, come tutti i servizi sociosanitari, vengono messi a repentaglio. Quindi il messaggio che io oggi raccolgo è quello di dover anche nel prossimo bilancio chiedere davvero che vengano finanziati i consultori in Veneto, perché in realtà siamo la penultima regione per accessibilità ad un servizio che invece per la salute delle donne è stato ed è fondamentale. Abbiamo visto che da una iniziale spinta dagli anni '80, a partire da quegli anni che sono stati straordinari da un punto di vista di conquiste dei diritti delle donne, c'è stato un rallentamento, forse legato anche al fatto che la politica non ha saputo interpretare i bisogni reali dei cittadini. I cittadini che forse sono anche meno proattivi, quindi anche meno interessati alla vita politica, ad intestarsi delle battaglie. Noi dobbiamo oggi riscoprire il valore che ci contraddistingue su certi ideali, su certe posizioni comuni, rafforzare le posizioni femministe, creare un forte movimento di popolo che sia capace di riattivare i cittadini e fare in modo che alcune battaglie che oggi sono in qualche modo calpestate dalla politica possano riemergere in tutta la loro importanza. Quale dovrebbe essere il ruolo dei consultori oggi? Dovrebbe essere un consultorio vicino alle donne, un luogo dove la donna e anche le famiglie possano trovare le risposte alle loro necessità. Il numero ha cercato di ricostruire, per quanto riguarda non solo il Veneto ma il nord-est in genere, i vari aspetti del femminismo nella fase in cui si è richiesta l'istituzione dei consultori a livello regionale, per cui ci sono saggi che riguardano Rovigo a parte i principali capoluoghi veneti più Trento e Trieste. Il focus è stato appunto sull'istituzione dei consultori, perché sono stati il momento di caduta delle richieste di soggettività, di presenza politica delle donne nel corso degli anni '70, che, come abbiamo ricordato anche nella rivista, sono stati gli anni di grandi conquiste sociali. Per limitarci all'aspetto femminile in senso stretto, abbiamo ricordato la legge istitutiva del nuovo diritto di famiglia nel 1975, l'istituzione dei consultori che pure è del 75, la legge sull'aborto del 78, ma tutte queste conquiste che si sono dovute in parte anche alla grossa spinta del movimento delle donne che hanno preso voce e richiesto queste conquiste. Mi sono mosso per due motivi, uno anche personale, e cioè negli anni '70, quando ho 20 anni, una serie di conquiste delle donne e una serie di leggi nazionali molto importanti, compresi i consultori, modificano in realtà l'assetto culturale della regione e modificano le condizioni di vita di ciascuno di noi. E allora da parte mia c'è anche una gratitudine a quel movimento femminista e femminile che ha permesso a me, quando avevo 20 anni, 25, 30, di vivere i miei affetti, le relazioni, la sessualità in una forma libera, molto a mio giudizio più fortunata, più aperta, ariosa di quanto mamma e papà, per riferire ai miei genitori, avessero avuto la possibilità di fare 20 anni prima, 50 anni prima. Cioè avvenne negli anni '70 un salto culturale che diventa per me e per tutti noi una fortuna nel percorso di vita. La seconda esigenza, ovviamente, era di non lasciare abbandonare alla dimenticanza l'intensità di quel periodo. Attraverso cosa? Delle narrazioni, una ricostruzione critica, rigorosa di come in singoli territori questo processo a cui ho cercato di alludere trova concretizzazione. Un territorio urbano con un'università forte, 800 anni, Padova, non è sicuramente un territorio periferico della nostra stessa regione.
e ogni territorio possiede uno spirito del luogo. Le stesse innovazioni, gli stessi mutamenti trovano da territorio a territorio il loro percorso specifico. La rivista Numero di Venetica ha raccontato 6 territori in Veneto, oltre a Trieste e Trento, che pensavamo di grande interesse a proposito del tema affrontato. Movimento femminista, lotta delle donne e costituzione dei consultori a nord-est.